Oggi cipolle grigliate alle erbe aromatiche e olio extravergine d'oliva. Uno degli ingredienti principali delle cipolle grigliate è l'olio Riviera Ligure DOP. Peliamo le cipolle dalla prima pelle, le laviamo e le tagliamo in questo senso a fette abbastanza spesse. Infilziamo la cipolla con uno stecchino a raggiungere il centro. Scaldiamo una piastra e la spennelliamo con il nostro olio. Se non avete la piastra elettrica va bene un barbecue o anche una padella antiaderente o una griglia per la carne ai ferri, ad esempio. Nel frattempo raccogliamo un po' di erbe aromatiche, rosmarino, la salvia, un po' di timo e qualche foglia di basilico. Controllate il livello di grigliatura. Le cipolle devono essere morbide. Prepariamo le nostre erbe e frittiamo. Saliamo, erbe aromatiche, un po' di aceto e infine il nostro olio extravergine d'oliva Riviera Ligure DOP, che per me è l'ingrediente principale. Bisogna metterne in abbondanza. Fatele riposare mezz'ora in frigo coperte, sono ottime per accompagnare le nostre grigliate estive oppure servite come antipasto, provatele. Il collarino giallo è la garanzia di una filiera sostenibile, tracciata e certificata. Quindi cerca sempre il collarino giallo.